Amici, bentrovati, una nuova puntata, oggi in esterna ancora una volta perché non possiamo non presenziare a questo evento. Siamo all'Altro Mondo, un locale qui di Sassari che ospita un convegno molto particolare. Vi presento il mio ospite, Antonio Cardin, perché tu sei veneto? I miei genitori sì, io sono sardo. Perché noi abbiamo il capogruppo del Partito Sardo d'Azione in trasmissione quando poche volte ci occupiamo di politica? Perché questa sarà una puntata dedicata alle donne. Diciamo che oggi è l'epilogo di un percorso iniziato oltre un anno fa con la mia associazione. Riteniamo che sia indispensabile per la nuova società che si sta costruendo la presenza della donna nelle istituzioni. Ma perché? Perché non c'è. Io ho una cultura che arriva dal gioco di squadra, dal calcio. Noi dobbiamo utilizzare le migliori intelligenze, le migliori qualità presenti nella società civile. È impensabile che un consiglio comunale, per esempio come quello di Sassari, abbia 2 donne su 40. Allora, come facciamo a sfruttare le donne se non riusciamo a farle eleggere in queste istituzioni? L'uomo di per sé non vuole donne in politica perché sono più brave di noi. Ma va, veramente, lo pensi sul serio? Guarda, io non dico che sono meglio, non l'ho mai detto, non credo lo dirò mai, ma le caratteristiche delle donne sono diverse da quelle degli uomini e quindi si completano. Oggi un concorso su 10 posti, la maggior parte dei posti viene vinto alle donne. Sono costanti, quando puntano dritto una cosa. Sono omicide molte volte. E poi sono meno corruttibili, secondo me, non so perché ho quest'idea. Non ho mai curato questo aspetto perché io credo nella bontà dell'uomo, credo che le occasioni poi fanno l'uomo ladro, ma si tratta, la politica deve mediare perché non ci siano queste occasioni. Allora, non ho mai analizzato la posizione della donna sotto questo aspetto, ma la sua tenacia, la sua forza, poi possiamo dire che egoisticamente non le vogliamo. Però è come augurare a tuo figlio l'altra metà del cielo ma non dargliela. Adesso vi facciamo capire bene cosa intendono loro fare per fare accedere le donne alla politica sassarese in questo caso, perché hanno delle idee molto, molto particolari e molto concrete, ma siccome abbiamo dedicato questa puntata alle donne, proprio pochi giorni fa abbiamo presieduto ad una manifestazione bellissima che si è svolta in Piazza d'Italia, la Corsa in Rosa, cioè finalmente la prima corsa dedicata alle donne. È stato un successo clamoroso, comprese le signore in passeggino col bambino, è stata veramente una bellissima giornata. Andiamo in Piazza d'Italia e poi continuiamo col discorso. Buondì amici miei, domenica mattina e noi siamo qua a lavorare per voi. Vieni con me, seguimi. Questo è il nostro centro storico, siamo proprio al centro di Sassari. Guarda chi c'è, guarda, sono loro. I sassaresi dove sono? Non ci sono, vieni con me, guarda, è tutto deserto. C'è il centro storico, il centro di una città deserto, quasi sempre, in particolare domenica mattina. Siamo una città vive nel suo centro e invece qua no. Ma ci hanno pensato ancora una volta dei nostri amici che ripopoleranno questo centro oggi, adesso, di 3, 4, 500 donne, tutte donne. Ma le ragazze come vivono? L'estate sta per arrivare e loro volano già come farfalle, pungono come zanzare. Ma le ragazze si abbronzano. Qualche problema forse per organizzare queste manifestazioni, ma ne vale la pena. Assolutamente sì, abbiamo sposato come amministrazione l'idea che ha avuto l'associazione Curri Chi Si Magna. Oggi per Sassari è una giornata speciale perché comunque penso che sia la prima volta che vediamo 600 donne con la maglia rosa che percorrono il centro storico e le altre vie della città. Quante iscritte ci sono fino adesso? Circa
1500. Le signore, vedo che avete la maglia rosa, quindi dovete partecipare. Dobbiamo partecipare. Perché? Per vincere? Sì. No, ma anche per divertirmi. Oh, brava. Per camminare. È semplicemente la voglia di stare tutti insieme e di animare un attimo la città. No, sono molto interessanti e poi creano un clima così di solidarietà, molto bello, molto bello. Manifestazioni così a Sassari ce ne vorrebbero moltissime, una al mese. Dove ci sono donne c'è gente. È vero, lei ha beccato proprio la parola chiave. Dove ci sono le donne, C'è gente. quindi oggi sarà un successo. Un successone. 1, 2, 3. Viva le donne! Appena fermi via siamo quasi pronti, mancano 5 minuti, un attimo di riscaldamento e viva le donne, va così, e viva le donne, evviva! Lo so che non la riconoscete, io non l'avevo riconosciuta, ancora più bella, rilassata. meravigliosa. È vero, fuori dai vestiti istituzionali, formali, Alessandra Giudici. Allora, io faccio parte dell'associazione Curri Chi Si Magna e ho partecipato ad altri eventi. Credo che questo non lo sia comunque azzeccatissimo perché vedo la partecipazione, è un momento molto bello e abbastanza commovente. Ho visto 3 generazioni che corrono, il bambino in carrozzella, la mamma e la nonna, è una cosa veramente È bella. vero, sono poche oramai le iniziative che riescono a unire le generazioni. Sì, penso proprio di sì, e in questo devo dire che gli organizzatori ancora una volta hanno fatto il centro. Vedete, la signora invece si sta preparando, allenando per la partenza. Certo. Il bimbo dorme però. Sì. E quindi la gara sarà per la mamma. Sì, sarà tutta per me. No, questo ve lo devo far vedere. Questo è un attrezzo particolare che si sono fatti costruire apposta per questa gara, cioè un passeggino proprio da competizione. Sì, questa è la mamma del bambino. Ah, ecco, signora mamma, buongiorno. Questo è un passeggino da competizione. Sì. Fatto apposta da una casa di costruzione. L'ha fatto arrivare da fuori, apposta per lui. Buongiorno. Allora mi chiedo, siccome oggi la gara è per le donne, voi maschietti cosa ci fate? Infatti siamo oggi. Noi veniamo a fare il tifo, sono le nostre donne, in fin dei conti, le mogli, le nostre amiche, quindi Ci sono le vostre mogli. e comunque non ci mettiamo in mezzo, assolutamente. State a guardare, Mamma diciamo. mia, con questa roba qui. È vero, perché sarà anche bello, però saranno 300-400 donne agguerrite. Queste mordono. Io avevo chiesto se potevamo accompagnare qualche signora, mi hanno detto forse qualcuna ti può fare da badante. Vedi, lui sta protestando perché dice io sono maschietto e mi avete messo tutte queste donne vicino, come faccio adesso? Questo è il suo pensiero, no? Certo. E così, dopo il colpo di pistola di dito, parte il fiume di donne in maglia rosa per le vie della città. Un percorso chiuso al traffico e messo in sicurezza dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine per consentire alle atlete di portare a termine la loro gara. Ma il successo della manifestazione non è solo quello rappresentato dalla cospicua partecipazione di atlete, ma anche e soprattutto la grande partecipazione di persone che hanno voluto semplicemente passare una mattina diversa di allegria e socialità passeggiando per le vie del centro insieme a figli ed amiche. E soprattutto stupisce la partecipazione di 3 generazioni diverse, nonne, mamme e figlie, a dimostrazione del fatto che ancora, fortunatamente, esiste qualcosa che riesce ad unirle.
Un evento nell'evento, poi quello della Passeggiando in Passeggino, che vedeva gareggiare le mamme armate di passeggini con i loro bimbi che si sono date battaglia fino all'ultimo respiro. Guardatela là, questa è una signorina tutta in rosa che ha partecipato alla corsa, guarda, guarda, è felicissima anche lei. Cioè Luca Sanna, presidente dell'associazione Curri Chi Si Magna, ti sei portata presso tutta la città, cani compresi, femminucce. Ci siamo allargate solo rigorosamente femminucce, altrimenti non sarebbero state insomma annoverate nella gara. No, confermo questo veramente diciamo ce lavoravamo ma non ce l'aspettavamo. Una presenza abbiamo considerato sui 600 partenti, qualcosa di straordinario. In Sardegna mai vista una cosa del genere, io veramente devo essere grato a tutti coloro che hanno partecipato, aderito in massa a questa iniziativa. Abbiamo notato tutte le nostre manifestazioni sempre in crescita il movimento delle non competitive. Lo ribadisco, questo è stato grazie anche, lo devo veramente dire, questa volta all'ufficio traffico, al comando di polizia municipale, a tutti gli addetti agli incroci, perché veramente hanno fatto per l'ennesima volta veramente una chiusura al traffico che veramente dai vecchi tempi di vivicità non si vedeva, e di questo ne siamo soddisfatti e ringraziamo il comando di polizia municipale. Finalmente, perché noi siamo sempre un po' polemici, vicini alla popolazione, siamo sempre un po' polemici con quello che non funziona. Finalmente raccontiamo una cosa che funziona, che ci vuole, dai. Dopo aver percorso le vie della città, incuriosendo negozianti e passanti che si fermavano per la strada ad incitare le belle protagoniste, finalmente vediamo apparire in lontananza le prime arrivate che, da sole o coi loro bimbi per mano, sfruttavano le ultime energie per riuscire a tagliare il traguardo prima delle altre. E poi, con più calma, arrivavano anche tutte coloro che non avevano nessuna intenzione di arrivare in fretta, ma al contrario, volevano godersi con calma la loro passeggiata domenicale. E infatti la manifestazione non prevedeva premi per le prime arrivate, ma invece tantissimi premi estratti a sorte, proprio a dimostrazione del fatto che l'intento non era quello di vincere, ma quello semplicemente di divertirsi e partecipare. Ed insieme aiutare gli altri, visto che, come sempre, l'associazione organizzatrice devolve parte dell'incasso ad associazioni di volontariato, questa volta per lo sconosciuto problema dell'afasia. Allora, vi voglio far vedere come funziona, perché qua non ci si ritrova soltanto per divertirsi, correre e partecipare. Adesso io vi faccio conoscere uno dei motivi per cui l'associazione Curri Chi Si Magna organizza queste competizioni, ovvero aiutare alcune associazioni, come l'associazione AITA, che è l'associazione italiana afasici. Noi rappresentiamo la Sardegna. L'AITA è una federazione nazionale e le problematiche che vuole portare avanti e mettere alla luce è proprio quelle riguardanti una patologia che è l'afasia. Cioè? L'afasia è un disturbo del linguaggio, quindi una perdita del linguaggio che consegue a un danno cerebrale. È ovvio che l'afasia, che comporta un disturbo del linguaggio, è estremamente, diciamo così, disabilitante per chi ne è affetto, perché perde la capacità di comunicare. Ma è diffusa questa problematica? Diciamo che è una problematica diffusa ma non conosciuta. L'afasia non è un disturbo dell'intelligenza, è un disturbo del linguaggio, della comunicazione, e a noi interessa che le persone afasiche riprendano normalmente la loro vita. E allora facciamolo, anche perché il gruppo è bellissimo, tutti con la maglietta rosa, quindi adesso andiamo a divertirci. Grazie. Grazie a voi. Divertimento dunque è stata la parola chiave della mattinata, e infatti aspettando le premiazioni c'è stato anche spazio per la musica ed il ballo, con tutte le signore e signorine che hanno dimostrato di essere anche provette ballerine, la signora al centro in particolare. Che è il numero 685, la signora Mariella Vargiu. E fra una risata e l'altra arriva verso le 12:30 il momento più atteso, quello della premiazione. Atteso perché in palio c'erano tantissimi giochi ed oggetti utili alle mamme ed i loro bimbi. Niente spreco di soldi in targhe o medaglie, ma tutte cose utili alle famiglie partecipanti, per dare anche un segnale educativo, visto la partecipazione di tanti giovanissimi.
Una mattinata insomma in cui ci hanno guadagnato tutti, passanti e avventori che si sono divertiti a curiosare, partecipanti che hanno passato una domenica mattina allegra e salutare, l'amministrazione lodata e apprezzata da tutti per aver contribuito al successo dell'iniziativa, l'associazione Afasici che ha richiamato su di sé un po' di attenzione in più e si spera qualche soldino, il centro città finalmente vivo e popolato e ovviamente l'associazione organizzatrice che è riuscita in tutti i suoi propositi. Che cadi. Low Cost Abbigliamento propone un'idea nuova per il 2012. Vieni a provare il Giro Saldi, con saldi sullo sportivo, casual ed elegante uomo-donna fino al 50%. Un giro nei nostri locali e il tuo guardaroba sarà rinnovato in un attimo con prezzi scontatissimi per un 2012 all'insegna dell'eleganza. Giro saldi anche per le taglie forti e fortissime. Low Cost è l'unico in cui le taglie forti possono finalmente trovare tute, jeans, camicie ed abiti per le loro esigenze. Divertiti anche tu a fare il giro dei saldi di Low Cost Abbigliamento. Predaniedda, strada 28, Sassari. La tradizione marocchina del kebab ha conquistato il mondo. Una pietanza saporita con salse tipiche marocchine ed insalate che danno al piatto quella freschezza che ha conquistato l'Occidente. Kebab Marrakesh ha portato anche a Sassari e Porto Torres il vero panino kebab, in un locale caratteristico in cui sembra di rivivere il Medio Oriente e dove gustare tutti i piatti della tradizione marocchina e dei dolci caratteristici. Novità, solo al Marrakesh puoi trovare il Choco Kebab, una piedina dolce colma di cioccolato Kinder condita con i gusti che preferisci, una delizia assolutamente da provare. Kebab Marrakesh è in corso Margherita di Savoia e a Porto Torres in via Sassari. Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita a pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. È lei che somministrava cordula con piselli, fave a rivisari, piedini d'agnello, trippa e granelli fritti? Sì, lo ammetto, sono io. Sono l'assassino. E allora è condannato a continuare con queste pietanze, ma nella nuova sede, quella di via Pettinato 19, ben più spaziosa e prestigiosa. La trattoria L'Assassino porta da sempre nelle tavole la migliore cucina d'autore sassarese e gallurese e da oggi 2 novità: specialità di mare con ricette d'autore e la nuova sede ampia e prestigiosa con sala riservata per pranzi di lavoro e degustazioni e salette interne per gustare al meglio le specialità della tradizione. L'Assassino in Piazza Tola, via Pettenado 19. La tradizione continua. Amici, bentornati. Oggi una location diversa, siamo all'Altro Mondo a Sassari con il capogruppo del Partito Sardo d'Azione Antonio Cardin per parlare di donne in politica. Voi avete un'idea precisa e oggi la esporrete su come dare un ruolo serio, concreto alle donne. In che modo? Basta con le parole, iniziamo con i fatti. L'associazione che rappresento e che quindi oggi qua riunita in un anno di riunioni con un convegno precedente ha deciso che le donne devono andare a governare la città assieme agli uomini, ma con una presenza forte ed equilibrata. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una rete di donne, oggi presentiamo questa rete, presentiamo le prime 4 che hanno maturato questo percorso e questa volontà di cimentarsi alle prossime elezioni, e la nostra associazione a queste donne in provincia e anche in comune, alle altre che si aggiungeranno in questi 2 anni, anzi praticamente 3 anni che ci separano dalle prossime amministrative, faranno un percorso proprio di studi, di conoscenza, di dibattito, e tra loro troveranno le migliori intelligenze, le migliori personalità, e noi dell'associazione ci impegniamo sin d'ora a non candidare nessuno di noi,
a portare avanti queste donne e finalmente a farle eleggere, perché questa è una cosa nuova veramente, cioè voi fate un passo indietro e scegliete di far candidare loro e non voi? Alle prossime amministrative, qualunque sia, perché noi continueremo comunque a fare politica, non si fa politica soltanto da eletto, si può fare politica anche dietro le quinte o in altre istituzioni. Continueremo, ma il nostro impegno è quello di non candidare, il primo sono io che non ripresento la mia candidatura in comune, ma nessuno neanche degli altri maschietti, e portare queste donne che saranno selezionate tra di loro. Noi non vogliamo entrare in questo contesto, noi saremo pronti a supportarle se ci chiederanno formazione. Oggi virtualmente consegniamo la chiave del nostro circolo che è a Bancali. Il ringraziamento va agli amici di Bancali La Landriga, di tutti quanti i soci, perché crediamo di dare un piccolo contributo tangibile. Bello, questo è un bel passo avanti per un futuro con una presenza corposa di donne nella politica, in particolare nella nostra politica della nostra città e della nostra provincia. Adesso vi facciamo vedere un pezzettino del convegno e poi torniamo ovviamente con le nostre sorprese, perché c'è da ridere anche oggi. Nella prestigiosa sede del club L'Altro Mondo a Sassari, in una domenica pomeriggio calda e soleggiante che lascia presagire l'arrivo della agognata primavera dopo gli ultimi mesi di freddo intenso, si è svolta la presentazione ufficiale di 4 giovani donne che hanno deciso di affacciarsi alla politica. Ma noi abbiamo deciso di documentare l'evento non tanto per questo, quanto per il fatto che questo sembra essere un avvenimento importante per favorire l'entrata nella politica amministrativa delle donne, assenti ingiustificate nell'amministrazione della città, della provincia di Sassari e della politica in genere. Ma soprattutto zittiscono coloro i quali dicono sempre che i giovani non partecipano e non si interessano alla politica. Stasera convenuti per questo dibattito, questo incontro convegno denominato il tetto di cristallo, che è una bellissima immagine virtuale che in qualche modo rappresenta la barriera virtuale da abbattere, perché l'emancipazione femminile nella società, nelle istituzioni, nella politica, nel lavoro si realizzi pienamente. Così il moderatore del dibattito Alberto Cocco introduce l'argomento al folto gruppo di intervenuti, per la maggior parte composto di donne, molte delle quali giovanissime. L'iniziativa è promossa dal consigliere Cardin, capogruppo del PISDAZ, che decide di formare un'associazione dandole una sede e di formare alla politica le giovani donne che vogliano dare il loro contributo all'amministrazione della città. Un'iniziativa sostenuta dall'amministrazione che, nella persona del sindaco Ganau, prende parte al convegno lodando la preparazione e la tenacia che le donne hanno dimostrato e dimostrano di avere quando occupano ruoli dirigenziali e auspicando caldamente la presenza delle donne in politica, predisponendo delle misure studiate apposta per favorire l'entrata delle donne in politica. Questo si può fare, io ho sottoscritto qualche mese fa una proposta di legge che prevede la doppia preferenza di genere e che prevede che gli organi elettivi siano composti obbligatoriamente del 50% di uomini e il 50% di donne. Siamo qua col sindaco di Sassari per discutere di un tema importante, quello legato al mondo femminile, il mondo femminile nella politica. Ora, io sono sinceramente un po', anzi un po' molto contrario alle quote rosa, ma non perché io sia contro le donne in politica, ma proprio perché ritengo che sia ghettizzante proprio chiudersi in un settore, cioè le donne, oppure l'altro settore, i gay. Siamo tutti uguali, donne e uomini, che bisogno c'è di dire il 50% delle donne deve stare in politica? Se sono brave ci arriveranno da sole, no? Sì, devo dire che per gli stessi motivi anch'io per lunghissimo tempo sono stato contrario alle quote rosa, proprio perché la vedevo quasi un insulto alla piena autonomia femminile, alla volontà delle donne di imporsi con mezzi propri senza tutele di nessun genere. Nella realtà però le cose non stanno esattamente così, esiste una difficoltà culturale profondissima a riconoscere alle donne le proprie capacità e i propri ruoli. Questo dunque è il filo conduttore della serata, ovvero le difficoltà che le donne, ci dicono, incontrerebbero nella partecipazione alla vita politica. Prezioso dunque l'intervento della Presidente della provincia di Sassari, Alessandra Giudici, che sostiene il progetto ed è convinta nella necessità di agevolare il mondo femminile affinché possa entrare nel sistema politico, infrangendo così il famigerato tetto di cristallo. Cosa vuol dire il tetto di cristallo? Il tetto di cristallo è quella coltre spessa, però trasparente, oltre la quale la donna non riesce a passare. Infatti si dice, con una metafora, che una donna che riesce a spaccare il tetto di cristallo vuol dire che ha conquistato la vetta, è riuscita a uscire.
Le donne hanno conquistato moltissimi campi da un punto di vista imprenditoriale, economico, ma la stessa cosa avviene in politica? No. Quindi che cosa manca effettivamente alla società al giorno d'oggi? È necessario, è fondamentale avere comunque un riconoscimento che in politica si chiama quota rosa? Io personalmente non sono mai stata molto propensa alle quote rosa. Io lo posso dire però, perché io sono una donna. E chi meglio di una donna che fa politica può in effetti conoscere le problematiche della questione. La mission è dunque agevolare l'entrata delle donne in politica con espedienti normativi. Argomento però discusso e, pensiamo, poco chiaro. Ed ecco perché ci interessa capire cosa ne pensano gli intervenuti, partendo ovviamente dalle stesse donne. Cosa ne pensate delle quote rosa? Cioè imporre le donne in politica? Condivido appieno quanto ha espresso la Presidente della provincia. Contraria, anch'io. Contraria. Favorevoli? Favorevoli, assolutamente. È giusto che la donna entri in politica e abbia una parte attiva. Ma scusate, posso introdurmi un attimo? Ma non è svilente per una donna dover essere aiutata? Ecco, mi siedo che sono ospitali qua. Dover essere aiutata per entrare in politica. Se avete le capacità che hanno gli uomini, entrate normalmente senza aiuti. Ha ragione. E quindi le quote rosa a cosa servono? Allora, siccome, come ha detto anche il professor Pinna, cosa ha detto? Ha detto se non questo avviene normalmente, allora bisogna introdurlo per vie normative. Cioè praticamente succederà anche con i gay. Se i gay non entreranno prima o poi in politica, ci facciamo entrare di forza. No, questo non è giusto. È uguale. No, non è giusto. Perché non è la stessa cosa? Perché le lotte che hanno, per ottenere quello che abbiamo ottenuto noi donne, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto lottare e quello che abbiamo l'abbiamo ottenuto attraverso la lotta, altrimenti questo non sarebbe avvenuto. Poveracci, i gay la stessa cosa. Ma infatti la stanno facendo un po', la stanno facendo, vero? Un imprenditore, il White and Green, che si intende di economia evidentemente e spero anche di futuro. Il futuro lo vedi con le donne in politica? Per me le donne vanno molto avanti. Contrario o favorevole alle quote rosa? Favorevole. No, ma veramente? Certo. Ma perché? Perché anche le donne, allora, sappi che dove arriva la donna l'uomo non ci arriverà mai. Se le donne governassero prettamente il PIL potrebbe crescere il 60%. Ma veramente? Sì. Ma stai scherzando? No. Cioè dicono sta cosa, che se governano le donne il PIL cresce del 60%. Il 60%. Non lo metto in dubbio, ma cioè allora è una discriminante, nel senso le stiamo offendendo se le diciamo che le dobbiamo dare le quote rosa per farle arrivare in politica, perché da sole non ci sanno arrivare senza l'aiuto di nessuno. Si parlava prima durante il dibattito che la donna in politica ci sono poche, perché le donne sono discriminate. Se noi gli diamo spazio. Pure i gay sono discriminati, allora facciamo le quote gay. Pure i neri sono discriminati, facciamo le quote neri. È uguale, no? E allora no. Problema quindi, come vediamo, di non semplice soluzione e comprensione. Ecco perché sono molto utili questi convegni, per far incontrare le generazioni e confrontarsi su problematiche che sono poi la nostra vita quotidiana. Continuiamo però ad indagare, anche per capire se alle donne stesse piaccia o meno essere aiutate ad entrare nella vita politica. Contraria ai Clementini, ma favorevole ai Washington. No, contraria. Che sta mangiando il mandarino. Contraria alle quote rosa. In parte non sono d'accordo, come diceva lei, perché uno si deve conquistare in campo. Una volta che entri nei giochi, se riesci ad importi in qualche modo, ben venga. Favorevole o contraria a queste benedette quote rosa? Sono contraria perché comunque sono una discriminante. Oh, finalmente! Cioè vi state se no ghettizzando da sole, certo. Cioè siete uguali agli uomini perché le quote dobbiamo rosse. Per forza dirlo, no? Cioè, deve essere una cosa palese, invece questa è comunque una discriminante secondo me. È una discriminante, nel senso è una sorta di razzismo in rosa, non in bianco e nero. Le quote rosa sono come i Ringo, nel senso io dico di non essere razzista e faccio una pubblicità dove un bianco e nero si incontrano. Se io continuerò a chiamarle quote rosa farò sempre pesare nel lago della bilancia il fatto che sia una donna e non un uomo al potere. Parole sante, e ci fa piacere sentirle da una giovane che evidentemente rappresenta la donna odierna, che sente di aver raggiunto un livello di parità effettivo e che dunque non ha bisogno di essere ribadito.
ma l'importanza della serata è rappresentata non solo da questo, ma soprattutto dal fatto che è veramente colmo di giovani, contro tutti i sondaggi che vogliono i giovani completamente disinteressati alla vita politica. Sono qua con le sorelle Eles, che ormai conoscete, due giovani stiliste, in particolare due giovani imprenditrici. Ma vi aspettavate così tante giovani presenze ad un convegno politico? Ma io sì, perché comunque ci sono veramente tantissimi giovani che sono interessati alla politica, che hanno voglia di cambiare questo sistema e che hanno voglia di darsi da fare. Ma come mai? Dicevano che i giovani erano tanto distanti oramai dalla politica, invece... Beh no, comunque i giovani sono il futuro, quindi dobbiamo comunque tenerci informati riguardo alla politica. Meno male. Cosa cambieresti in questo sistema? Ma sicuramente darei più possibilità ai giovani. Voi pensate all'età media in politica, in Parlamento, che è di 70 anni, 75 anni. Ma che interesse può avere un 75enne nel futuro? Non ce l'ha, non lo vedrà neanche, perché un piano serio si fa almeno fra 10-20 anni. Non lo vedrà mai, quindi ci vogliono i giovani. Voi vi candidereste mai? No, però al momento no. Loro no, ma fortunatamente altre giovanissime hanno invece deciso di intraprendere la carriera politica e questo, crediamo, è il punto di partenza per un futuro prossimo. Questo sì, l'apporto dei giovani secondo me serve, perché siamo veramente in un'amministrazione stra-anziana che non vede un futuro, non sa le armi del futuro, perché non ce le ha, perché appartiene ad un'altra epoca e soprattutto non ha questa voglia del futuro perché non lo vedrà. Quindi è molto importante che voi giovani siate nell'amministrazione. Mi raccomando, siatene all'altezza. Sì, ne saremo all'altezza perché abbiamo decisamente una marcia in più rispetto all'uomo e cercheremo di tenere alto il nostro valore della donna, della figura femminile e ci riusciremo a tutti i costi. Cioè, batte su quello che proprio c'hanno una marcia in più rispetto a noi, è incredibile. È un po' è vero però dai. È così, ve lo riconosco. Ve ne dovete fare una ragione. È vero, queste donne sono agguerrite in politica, perché adesso non possiamo fare vedere tutto il discorso di Maria Giovanna, ma proprio frecciatine anche al sindaco, a tutti quanti, cioè proprio le hai messe in riga, va bene. Allora dai, tribuna politica, la prima cosa che faresti per cambiare Sassari? Guarda, io il mio tema era molto sulla rivalutazione del centro storico e soprattutto, visto che sono una quasi neolaureata, soprattutto concentrata sull'università. Questo è un altro tema importante che è stato toccato dunque durante il convegno, ovvero quello di investire sull'università e sulla importanza dell'istruzione nella nuova generazione. Ognuna di loro ha comunque esposto le proprie idee e le soluzioni per cercare di migliorare la situazione economica della città e della Sardegna tutta, toccando ad esempio il tema dei trasporti e della Tirrenia, di cui più avanti ci occuperemo a fondo. Una serata comunque importante che ci fa capire che c'è fermento e voglia comunque di ricominciare a credere in un futuro, e ciò è molto importante che avvenga, soprattutto in un momento come questo di grandi crisi, in cui se ci si ferma, specie la nuova generazione, si è davvero perduti. E allora chiudiamo con la canzone preparata per il finale di serata dal cantautore Mariano Melis, che parla appunto di un futuro insieme. Cargià è il primo ristorante Table Grill in Sardegna. Un locale elegante ed arredato con gusto sopraffino per un'esperienza sensoriale davvero diversa, un nuovo concetto di ristorazione. Si parte con una serie di antipasti particolarissimi e subito dopo si accende al centro di ogni tavolo una piastra in cui vengono cucinate nel momento carni dei migliori tagli provenienti da tutto il mondo. Quindi freschezza del prodotto visibile e garantita. E il giovedì antipasti di mare sfiziosi e sempre nuovi e il pesce fresco cucinato davanti a te. Cargià, qualità ed eleganza oggi davvero alla portata di tutti. Novità dal 12 febbraio, aperti la domenica ma solo a pranzo. Cargià, il Table Grill, Sassari, via Gorizia, angolo via degli Astronauti.
La tradizione marocchina del kebab ha conquistato il mondo. Una pietanza saporita con salse tipiche marocchine ed insalate che danno al piatto quella freschezza che ha conquistato l'Occidente. Kebab Marrakesh ha portato anche a Sassari e Porto Torres il vero panino kebab, in un locale caratteristico in cui sembra di rivivere il Medio Oriente e dove gustare tutti i piatti della tradizione marocchina e dei dolci caratteristici. Novità, solo al Marrakesh puoi trovare il Choco Kebab, una piedina dolce colma di cioccolato Kinder condita con i gusti che preferisci, una delizia assolutamente da provare. Kebab Marrakesh è in corso Margherita di Savoia e a Porto Torres in via Sassari. Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. Al corso sono in corso i saldi di whisky e coca, un locale rinnovato, zeppo di offerte e saldi fino al 50%, sconti al 50% sullo sportivo con una ricca scelta di felpe, giubbini, scarpe e tute, sconti anche sulla ginseria uomo-donna con le marche e i modelli più giovani e rinomati, e sconti al 50% anche sul casual uomo-donna con tantissimi accessori originali e attuali. Approfittane, i saldi sono in corso al corso. Amici, bentornati in trasmissione. Oggi una puntata dedicata interamente alle donne, in particolare alle donne in politica. Siamo con la presidente della provincia di Sassari, Alessandra Giudici, che io non vedevo l'ora di avere su questo divanetto, perché da donna imprenditrice e politica, chi meglio di lei può parlarci di questo problema. Problema, innanzitutto, è un problema veramente? Nel momento stesso in cui ci si rende conto che ci sono poche donne in politica, allora questo è un problema. Ma io mi chiedo, ma oggi nel 2000 non sono un po' svilenti le quote rosa o il fatto di dover per forza costringere qualcuno, come la proposta del sindaco, a votare sia un uomo che una donna? Ma se uno ha voglia di votare due uomini, perché non lo può fare? Allora, io personalmente sono contraria alle quote rosa perché non mi sta bene una donna purché sia una donna. Esatto. A me interessa una donna capace, poi sia una donna bene, anzi meglio, però una persona capace. D'altro canto però, siccome è necessaria una parità di fatto tra uomini e donne, soprattutto e anche in politica, e siccome comunque la politica è sempre stato predominio maschile, perché sono i maschi, sono gli uomini che detengono il potere all'interno dei partiti, sono gli uomini che decidono chi e quando candidare e se candidare una donna, e sono gli uomini che si votano, sono gli uomini che votano gli uomini, mettono le donne nelle liste ma poi non le votano e non le fanno votare. Ecco che a questo punto le quote rosa diventano invece necessarie proprio perché come le leggi razziali, che non fanno altro che sancire un diritto che è quello dell'individuo all'essere uguale all'altro, anche qui le quote rosa servono in questo momento un po' come le leggi razziali. Nel momento in cui poi ci sarà questo effettivo riconoscimento della parità di genere, non serviranno più neanche le quote rosa. Adesso io invece volevo andare, sempre per stare in argomento, in Camera di Commercio a conoscere delle imprenditrici donne che tutte insieme, agguerritissime, si stanno preparando per dire la loro nell'economia sassarese. Purtroppo noi pensiamo che il 2012 invece possa essere un anno dove vedremo un calo e noi stiamo facendo di tutto per evitare che chiudano le imprese. È importante che ne nascano di nuove, ma noi il grande impegno che stiamo mettendo è soprattutto affinché non chiudano quelle che ci sono già sul mercato. Contemporaneamente noi cerchiamo logicamente di stare vicino, l'istituzione sta vicino all'impresa, non all'imprenditore.
e l'impresa non ha sesso. Il concetto di far quadrare un bilancio non è diverso da un'impresa che è gestita da un imprenditore donna o da un imprenditore uomo. Il bilancio dell'impresa quadra o non quadra a prescindere dal sesso. Però invece l'esercizio dell'impresa da parte di un imprenditore uomo o di un imprenditore donna è differente e in quelle differenze noi siamo vicini al comitato come istituzione per fare in modo che possano essere ridotte a zero e perché questa disparità che è oggettiva non sia un'ulteriore difficoltà del fare impresa nella produzione di ricchezza per le imprese del nostro territorio. Questo è contemporaneamente un punto d'arrivo per chi lo vincerà, perché faticherà per poterlo vincere, ma diventa un punto di partenza non solo per gli altri che lo prenderanno come un segnale di attenzione delle istituzioni verso chi vuole fare impresa con serietà, con solidità, con creatività, ma diventerà anche per quella stessa persona che ha vinto veramente il segnale che il sistema in qualche modo prova a dare riconoscimenti in meritocrazia e all'impegno. Sì, secondo noi del Comitato bisogna promuovere quelle iniziative per lo sviluppo e il sostegno delle imprese e per la diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne. Abbiamo avuto, per fortuna, dei dati molto rincuoranti, dove appunto abbiamo potuto notare come le imprese gestite dalle donne resistono di più sul mercato nonostante questa crisi. Questo dimostra che le capacità imprenditoriali di relazione, di fare rete, di organizzare, forse sono, diciamo così, migliori nell'impresa gestita dalle donne, nonostante appunto il nostro Presidente abbia detto che l'impresa deve quadrare a prescindere da tutto. Quindi è necessario dare un sostegno a queste imprese che tanto si impegnano e che resistono meglio di quelle dei loro concorrenti maschili. Quindi per questa boccata d'aria abbiamo pensato ad un premio proprio in denaro. Siamo riusciti ad ottenere da Camera di Commercio la possibilità di distribuire 10.000 euro suddivisi in 3 premi. Pensiamo infatti che non sarà un modo per svoltare, perché di sicuro nonostante questi premi l'azienda non svolta, ma di certo potrà prendere una boccata d'aria. Qualunque ditta gestita da donna potrà partecipare. Quali sono le difficoltà oggettive che l'imprenditrice femminile vive rispetto all'imprenditore maschile? Sicuramente in primis c'è il credito, il problema delle banche, sicuramente, perché è un punto che bisogna veramente prendere in considerazione, perché le banche al giorno d'oggi non danno molto aiuto alle imprese femminili e noi ci batteremo per questo. Diciamo che l'imprenditore è più libero, può dedicarsi con più tempo, soprattutto perché noi donne spesso e volentieri abbiamo anche il carico della famiglia. Io sono una ragazza della Barbagia, quindi ho ereditato anche il matriarcato e quindi noi donne dobbiamo riuscire a lavorare in casa, quindi gestire una famiglia insieme al lavoro. E abbiamo questa forza tramandata dalle nostre madri di guardare dentro noi stesse, trovare la nostra identità, farci forza e andare avanti. Low Cost Abbigliamento propone un'idea nuova per il 2012. Vieni a provare il Giro Saldi, con saldi sullo sportivo, casual ed elegante uomo-donna fino al 50%. Un giro nei nostri locali e il tuo guardaroba sarà rinnovato in un attimo con prezzi scontatissimi per un 2012 all'insegna dell'eleganza. Giro saldi anche per le taglie forti e fortissime. Low Cost è l'unico in cui le taglie forti possono finalmente trovare tute, jeans, camicie ed abiti per le loro esigenze. Divertiti anche tu a fare il giro dei saldi di Low Cost Abbigliamento. Predanieda, strada 28, Sassari.
Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. Pimpilandia è un luogo magico in cui i bimbi e le loro mamme si divertono un mondo a scegliere fra scherzi, addobbi per feste, costumi, accessori, palloncini e arredi originali. E per Carnevale gli addobbi più originali con cui personalizzare il tuo carnevale, ma anche tutti i costumi più introvabili per arricchire e caratterizzare la festa più divertente dell'anno. Gadget e accessori anche per i professionisti. È come se non bastasse i trucchi e i colori per trasformare il tuo viso nel personaggio che preferisci. Vieni a trovarci a Predaniedda, strada 22 dietro la piazzetta, fianco Artigiani Veneti. È lei che somministrava cordula con piselli, fave a rivisari, piedini d'agnello, trippa e granelli fritti? Sì, l'ammetto, sono io. Sono l'assassino. E allora è condannato a continuare con queste pietanze, ma nella nuova sede, quella di via Peterado 19, ben più spaziosa e prestigiosa. La trattoria L'Assassino porta da sempre nelle tavole la migliore cucina d'autore sassarese e gallurese e da oggi 2 novità: specialità di mare con ricette d'autore e la nuova sede ampia e prestigiosa con sala riservata per pranzi di lavoro e degustazioni e salette interne per gustare al meglio le specialità della tradizione. L'Assassino in Piazza Tola, via Pettenado 19. La tradizione continua. Amici, questa è la parte della puntata che mi piace di più perché sono vicino a Barbara Dettori, bella ragazza ma soprattutto una modella, soprattutto un'imprenditrice di moda. Ora mi chiedo, giovanissima oltretutto, perché ti vuoi buttare in politica? Perché ti vuoi rovinare? Eri bella sulle passerelle, spensierata, adesso la politica ti darà dei problemi. Ma no, sto scherzando. Buonasera. Problemi non più di tanto, perché comunque la politica è sempre stato più che altro un mio pallino, è sempre stata una mia passione. Voglio dare un contributo, perché mi sto buttando in questo mondo? Perché comunque voglio dare un contributo alla mia città. Una cosa fondamentale infatti è quella di candidare una donna e delle donne come noi, perché come me ci sono altre 3 ragazze che si buttano, giovanissime anche loro, si buttano in questo mondo, proprio perché vogliamo allontanarci da quell'ideologia critica che perseguitava praticamente la donna, pregiudizionale più che altro, perché come ben sappiamo la donna ha un'energia e un'attitudine naturale, devota soprattutto alla responsabilità e all'amministrazione. Le vedremo ste 4 ragazze agguerrite in quelle di Sassari e provincia a dire la loro. Io spero che, come poi spesso succede, non vi zittiscano e che vi facciano davvero dire la vostra. Spero che qualche cambiamento riuscirete ad apportarlo, ovviamente è presto, ma noi vi seguiremo, vi aspetteremo. Visto che ho qua Barbara Dettori, che ha vinto tanti concorsi di bellezza, che sfila tuttora, che si intende di abbigliamento, io voglio farti vedere un concorso di bellezza che adesso sta spopolando specialmente in Sardegna, così magari poi quando torniamo mi dici qualcosa sulle nuove modelle che frequentano le passerelle. Signore e signori, benvenuti alla prima tappa del 2012 del più importante concorso di bellezza nazionale dopo Miss Italia. L'agenzia Ianas e Stefano Di Franco Eventi presentano la Bella d'Italia 2012. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia.
assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Dovete sapere che questo concorso è stato vinto dopo tante tappe in Sardegna proprio da una sarda a livello nazionale, per cui in quelle foto lì d'ora in poi al centro del logo della Bella d'Italia vedrete Serena Fattacciu, e altre due soddisfazioni meravigliose ce l'hanno date Vanessa Erbatin e Carol Solinas, che hanno vinto 2 fasce ugualmente in uno dei più importanti concorsi a livello nazionale. Quindi fatele un applauso, perché dopo tante tappe scesa la lacrimuccia, io l'ho vista, perché si accumula tanta tensione. Va bene. E così, dopo aver ricordato doverosamente i successi delle nostre ragazze, maturati l'estate scorsa a livello nazionale, ecco che ricomincia la grande avventura di uno dei più importanti concorsi di bellezza dell'isola. Un'opportunità di crescita per le aspiranti modelle che, partecipando, si confrontano, imparano il difficile linguaggio del mondo dello spettacolo, fanno circolare il loro nome e prendono dimestichezza con passerelle, macchine fotografiche e telecamere. La serata sembra dunque allegra, ma nasconde sicuramente un misto di emozioni contrastanti, fra paura e tensione, per cui, dopo aver dato loro un attimo per prendere coraggio, ascoltando insieme la voce meravigliosa dell'ospite della serata Pamela, arriviamo al momento fatidico, quello in cui affrontano la passerella davanti ai giudici imperturbabili che li osservano severi. Se stue vidano in un aleno, occhi d'incanto, vecchio cuore mio. Se stue bellezza rara e cantare, che mi ritrovi tra i colori da Dio. Questo coro ti sogna da, costas manos te kirkana, tonzi paraula e verano torna da ti. E su sentido un titolo che non mi le accusto, solo tu e ti llamas amore pro mie. Ti cerco ancora, sei una parola che non so più pronunciare. In questo mondo chi non la sa sognare. Sesto è bellezza rara a cantare, che mi ritrovi tra i colori da Dio. Riscoprire i brividi anche nei gesti inutili, per riaprire le mani la verità. Vecchio cuore mio, sesto è bellezza rara a cantare, che mi ritrovi tra i colori da Dio. Allora, io volevo presentarvi Bianca e Laura, che si sono accomodate qua, perché giusto perché non ci vogliamo far mancare niente, ci piace l'innovazione, le cose strane, noi vi abbiamo qua portato qua un po' di uomo con i baffi e il cappello che si chiama Tonino Alfonso, noto artista algherese, un po' pazzerello, perché lui è un artista sui generis, perché fa delle cose insomma a modo suo. Adesso si è inventato questa cosa qua del body painting, che non l'ha inventato lui, ma lui fa un body painting strano, perché?
Beh, oggi andiamo sul classico perché siamo a carnevale, quindi faremo due belle arlecchine. Arlecchino dunque il dipinto che l'artista farà sulle ragazze per l'occasione, ma solo come eccezione, poiché la particolarità di Tonino Alfonso è invece quella di trasformare le sue modelle in vere e proprie opere viventi, reinterpretando a modo suo la natura di Alghero di cui tanto va fiero. E mentre Tonino Alfonso continua dal vivo la sua opera che vedremo conclusa a fine serata, le ragazze sono pronte per l'uscita più importante. Allora io direi di andare avanti con la serata, sorrido perché adesso c'è la parte più bella della serata, ovvero la terza uscita delle ragazze in gara, quella in costume. La Bella d'Italia. Si ricomincia in gara Elisa Viale, numero 1, uscita decisiva e determinante, l'ultima uscita che può fare la differenza nella valutazione dei signori giurati, che presumo abbiano già una loro idea, ma vedendo le ragazze in costume io credo che qualcosa potrà cambiare, come sempre d'altronde. Barbra Streisand. Barbra Streisand. A questo punto i giochi sono fatti, le ragazze osservate in abiti sportivi, eleganti e, in ultimo, in costume da bagno, hanno dato il loro meglio. Ora sta ai giudici decidere, momento sempre molto discusso in cui è difficile decidere quale sarà la più bella, poiché ognuno ha evidentemente una visione propria di cosa sia la bellezza. Confidiamo nella professionalità e nell'imparzialità però dei professionisti che a vario titolo, ognuno nel suo campo di competenza, ha una vasta conoscenza del mondo della moda, dello spettacolo e della bellezza. Va bene, allora, un attimino seri, anche se è un gioco, perché loro stanno trepidando per questa votazione. Io non dico niente, lo dico io. No, vabbè, lo dico io, dai. Ce l'hai una musica da pianto, proprio da strappalacrime. Numero 3, con la fascia Total Look. La numero 2, Giulia Ledda. Un passo avanti, Giulia. Eccola, Giulia Ledda, questo bel sorriso. Questa camminata un po' indecisa per adesso, ma vi assicuro che alla fine... Ed in questo momento della serata la tensione e l'adrenalina salgono più che mai, poiché rimangono ancora due fasce che si aggiudicano le belle Valeria Budroni e Francesca Licciu, che felici esultano e si godono il loro momento di gloria fra gli scatti dei fotografi intervenuti e gli applausi di amici e parenti accorsi numerosi a sostenere. Credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, rimangono fuori, come sempre succede, delle ragazze che anche loro avrebbero probabilmente meritato di vincere, ma che sanno benissimo però che potranno esultare la tappa successiva o quella dopo ancora. Un'intera estate di serate emozionanti ci aspetta per riuscire a dare spazio a tutte coloro che vogliano vivere questa bella esperienza. A prestissimo dunque. Garjà è il primo ristorante Table Grill in Sardegna. Un locale elegante ed arredato con gusto sopraffino per un'esperienza sensoriale davvero diversa, un nuovo concetto di ristorazione. Si parte con una serie di antipasti particolarissimi e subito dopo si accende al centro di ogni tavolo una piastra in cui vengono cucinate nel momento carni dei migliori tagli provenienti da tutto il mondo. Quindi freschezza del prodotto visibile e garantita. E il giovedì antipasti di mare sfiziosi e sempre nuovi e il pesce fresco cucinato davanti a te.
te. Carja, qualità ed eleganza, oggi davvero alla portata di tutti. Novità, dal 12 febbraio aperti la domenica ma solo a pranzo. Carja, il Table Grill, Sassari, via Gorizia, angolo via degli Astronauti. Al Corso sono in corso i saldi di whisky e coca, un locale rinnovato, zeppo di offerte e saldi fino al 50%, sconti al 50% sullo sportivo con una ricca scelta di felpe, giubbini, scarpe e tute, sconti anche sulla ginseria uomo-donna con le marche e i modelli più giovani e rinomati, e sconti al 50% anche sul casual uomo-donna con tantissimi accessori originali e attuali. Approfittane, i saldi sono in corso al Corso. Pimpilandia è un luogo magico in cui i bimbi e le loro mamme si divertono un mondo a scegliere fra scherzi, addobbi per feste, costumi, accessori, palloncini e arredi originali. E per Carnevale gli addobbi più originali con cui personalizzare il tuo carnevale, ma anche tutti i costumi più introvabili per arricchire e caratterizzare la festa più divertente dell'anno. Gadget e accessori anche per i professionisti. E come se non bastasse, i trucchi e i colori per trasformare il tuo viso nel personaggio che preferisci. Vieni a trovarci a Predaniedda, strada 22 dietro la piazzetta, fianco Artigiani Veneti. Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. Tutte ragazzine molto agguerrite ma tutte molto giovani, ormai l'età si è abbassata tantissimo nei concorsi di bellezza. Tu a che età avevi cominciato? Io ho 24 anni. Avevi cominciato? No, il concorso che ho fatto l'ho vinto a 24 anni. Ho iniziato in passerella all'età di 15 anni. È cambiato un po' il meccanismo da allora adesso, eh? Sì, perché comunque ora le ragazze non è che la prendono, io la prendevo come un gioco, un hobby. E continua a essere un hobby perché comunque la mia vita è altro. Un hobby che giustamente porta anche dei buoni contributi. Però è vero, le ragazzine di oggi vanno più proprio sul pesante, cioè sono proprio serie su quello, sulla passerella. Io do un consiglio a loro, la vita non è solo moda. Ma la moda non vuol dire andare a fare un concorso di bellezza, la moda è una cosa seria, bisogna intendersene, bisogna frequentare gli ambienti, bisogna fare gavetta, bisogna avere delle competenze, non è che la moda si impara facendo 2 concorsi di bellezza. Sono d'accordo con te, non prendetevi troppo sul serio, anche se qualcuna di loro poi ha avuto dei bei risultati. Va bene, allora la puntata è finita, io sono contento di aver chiuso con Barbara Dettori, che speriamo invece di vedere nelle passerelle la vedremo poi in amministrazione quanto prima. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Guardate che la prossima puntata abbiamo una roba sensazionale, lo dico sempre, ma questa volta è di più ancora. Saluti e baci.